Buonasera a tutti, oggi vi presento i miei aiutanti che sono la maestra Marisa e la nostra speciale Irene. Grazie Robertina. Oggi vi proponiamo la tradizionale ricetta di San Biagio. Riguardano i tallini di San Biagio. Adesso la nostra speciale Irene vi racconterà la storia di San Biagio. Benissimo, grazie Roberta. Anche perché dovete sapere che Roberta è legata per tradizione a San Biagio, vero Roberta? Sì. Perché? Il tuo, mi diceva? Il tuo bisnonno? Il mio bisnonno faceva parte della festa di San Biagio. Addirittura, con dei tamburi pure, eh? Quindi Sì. noi siamo legati a questa tradizione. Allora, chi era San Biagio? San Biagio era un vescovo armeno di una città che si chiamava Sebaste. Che cosa faceva? Visse nel periodo in cui c'era la persecuzione romana e visse tra il III e il IV secolo, quindi tra il 200 e il 300 d.C. Perché è diventato il patrono della gola, il protettore della gola? Perché un giorno una signora era disperata in quanto al bambino era rimasta una lisca proprio qui intrappolata nella gola e stava soffocando. E allora San Biagio fece una benedizione, la lisca scomparve e il bambino e poi è stato bene. Ed è per questo che è diventato il protettore della gola. Però dobbiamo sapere una cosa, è anche il protettore di quelli che lavorano la lana. Hai presente quando uno lavora la lana, come si faceva una volta, no? Perché dice che è il suo supplizio, quando l'hanno ammazzato con dei pettini di ferro. E quando noi cardiamo la lana, utilizziamo questi pettini. E quindi noi in onore di San Biagio che facciamo? Quelli che in italiano si chiamano tarallini e in siciliano come si chiamano? Cuddureddi di San Biagio. Adesso diciamo gli ingredienti di questa ricetta. Benissimo, allora ci vuole La farina, mezzo chilo di farina, poi olio, ricordatevi che la farina è la nostra farina di Tumminia, voi potete utilizzare farina tipo 0, ma noi siamo la farina di Sicani Solidale che potete trovare su www.sicanisolidaleshop.com. Anche l'olio ce ne vuole 50 ml e ricordate che lo possiamo trovare, vero Roberta, nel nostro sito. Olio buono, olio d'oliva a spremitura a freddo. Poi vino bianco, 50 ml, sale, un pizzico, zucchero, un pizzico, acqua. 200 ml. Adesso siamo pronti per le nostre cudduredde. Facciamo la fontana, Mettiamo l'olio. l'olio, Benissimo, poi il vino vino bianco. Prendi un pizzico di sale, vai. Wow, che eleganza, il pizzico di sale preso così. La classe non è acqua. Lo zucchero. Un pizzico di zucchero. Perfetto. E un po' d'acqua, non mettiamola tutta. Dimmi quanto. Metti un Allora, pochino perché a secondo della farina ne assorbe più o meno. vai, intanto famo. Vai Robby, guardate con che maestria Robby impasta. Lavorala bene perché altrimenti non si può stirare per fare. Ma che dice tua madre che è lavorata benissimo? La Deve maestra, lei ha essere- superato la deve essere maestra. lavorata tanto perché non è la pasta di una volta questa. Una volta si faceva semplicemente con farina, acqua e sale. Ma i cuddureddi erano troppo duri. Vi assicuro che ci voleva la Ci voleva una bella dentatura per vero? Bisognava invece noi adesso li facciamo un po' più morbidi e aggiungiamo infatti l'olio. Vi assicuro, assaggiate le cudduredde che sta poi fa Roberta, che sono uniche. adesso chiudiamo l'impasto della pellicola. Lo dobbiamo fare riposare per quanto tempo? Una mezz'oretta. Una mezz'oretta. Perché così viene meglio a fare i cordoncini. No, guardate, Roberta numero 1! Adesso trascorsa mezz'ora riprendiamo la pasta. Non vedo l'ora di assaggiare questi cuddureddi.
Chi li taglia, Roberta? La maestra. la taglio io. La maestra. La taglio La io. maestra. Un pezzetto ciascuno Avanti. e Ci poi troviamo questi Portano qui. filoncini. Voi fate quelli semplici. Ok. Io faccio quello più elaborato. Sì, perché voi Siamo- pensate che i culturelli sono Sì, solo sì. così. Marisa ne fa un tipo che si appende. Che la maestra Marisa ha fatto questo capolavoro, la nostra alta maestra Robertina farà i culturelli piccoli piccoli, però vi facciamo vedere come si fanno, che sembrano degli anellini, vero? Perfetto. Roberta, informa questo capolavoro, vai! Certo. Maestra Marisa, quando lo dobbiamo mettere? 100 gradi 15-16 minuti, poi passa a seconda del forno. Ma già caldo il forno? Il forno caldo, certo, sempre. Allora aspettiamo di mangiarci. Si infornano. Il forno caldo per... Che bontà! Allora, no, queste cose sono fatte in onore di San Biagio, giusto? Sì. Quindi noi che dobbiamo dire? Viva! Tiriamoli fuori che sono Viva buoni. San Biagio! Viva San Biagio! Livelli su due. È caldo. Vai, vai! Questi terrallucci vanno benissimo anche come uno stuzzichino al posto delle patatine, al posto delle... Però vero, E sono buonissime. Sono genuine, fatte con la farina buona, con l'olio buono. Altro e non che vanno male. patatine. Altro che patatine fritte. Che facevi con questi piccoli? Che facciamo con questi? Ce li mangiamo! Ma Ce li questi- saporiamo! Brava, e questi? E così si appendono nel muro! Esatto! Praticamente li tenevano appesi al muro in onore di San Biagio. Come ma- protezione di San Biagio. E ricordatevi che voi se andate in chiesa il 3 febbraio, che è San Biagio, che cosa? A San Giovanni Gemini, ovviamente a Cammarata, insomma, da noi in Sicilia si usa Da noi così. si usa così. Esatto. E Troverete. che benediciamo la gola! Esatto, benediciamo la gola con 2 candele messe così, appunto perché San Biagio è il protettore della gola, e vi daranno questi culturelli tarallini benedetti da mangiare. Quindi prima una bella preghiera, un ringraziamento a San Biagio, un Padre Nostro, un'Ave Maria e poi vi vogliamo ricordare che per fare questa bellissima ricetta, cioè i nostri tarallini culturelli di San Biagio o San Biase in siciliano, abbiamo utilizzato i nostri prodotti. Qua abbiamo l'olio d'oliva, spremitura a freddo, e qui la farina di tumminia. Dove li potete trovare? Sul nostro sito www.sicanisolidariashop.com. Vi salutiamo alla prossima ricetta. Ricetta! Evviva San Biagio!